Eccoci, cari compagni, buonasera a tutti. Sono felice di partecipare dopo tanto tempo a una bella iniziativa di confronto come questa. Insomma, per vari motivi non ho potuto esserci, il più nobile, diciamo, di tutti si trova in quella carrozzella col papà adesso, quindi grazie anche di aver anticipato il mio intervento. Io ho sentito discutere, ho sentito molti interventi importanti, abbiamo parlato molto di Sud, giustamente, anche viste le elezioni regionali, abbiamo parlato di questo splendido territorio che ci ospita, ma io penso che le recenti elezioni regionali ci segnalano nuovamente che per il centro-sinistra e per il PD c'è un tema nord e nord-est che non può essere eluso se pensiamo di candidarci alla guida del Paese e ricostruire appunto l'alternativa, perché un partito che non si pone il problema di intercettare il consenso, i voti anche al nord non può essere credibile per governare, e la Meloni questo lo sa benissimo, visto che le regioni del nord sono governate quasi tutte dalla Lega. Noi abbiamo bisogno per questo di portare la voce del nord e del nord-est. Sono la segretaria regionale del Friuli Venezia Giulia, perché questi sono il cuore pulsante dello sviluppo italiano. Quel modello che ha fatto sì che il nord-est fosse trainante, oggi è sotto pressione. Noi lo vediamo nei nostri territori che si spopolano, nelle filiere produttive che fanno fatica a fare il salto tecnologico, nei professionisti, nelle partite IVA che vivono senza tutele adeguate, nelle piccole e medie imprese che chiedono una politica industriale vera, non slogan. E da questo territorio che si alza una voce che nasce dalle nostre fabbriche, dalle botteghe artigianali, dagli studi professionali, una voce che parla con l'accento di chi lavora, di chi rischia, ma anche di chi produce posti di lavoro e di ricchezza reale, di chi non si arrende e non aspetta che sia lo Stato a risolvergli i problemi, ma chiede che perlomeno lo Stato non sia quello che glieli crea. È una voce che chiede alla politica non ascolto, ma che chiede soprattutto cognizione e direzione. Noi dobbiamo essere interlocutori credibili per non essere solo e non restare soltanto minoranza e opposizione. Per questo chiedono una strategia per il sistema Paese, un Paese che da troppo tempo, come abbiamo già detto, naviga a vista, in balia di una classe politica e di una classe dirigente che pensa più al consenso e al tornaconto personale nel breve periodo che allo sviluppo del Paese. Serve quindi un sistema Paese che adesso invece sta perdendo competitività nei confronti di altri che invece hanno una strategia e ce l'hanno molto chiara. E allora da qui dobbiamo dirlo con decisione, con chiarezza. Il Partito Democratico deve essere il partito del lavoro, di tutto il lavoro, di chi lo fa, di chi lo crea, del lavoro che innova, del lavoro che crea comunità, del lavoro che crea sviluppo e modella la società, del lavoro che dà dignità, del lavoro che dà la possibilità di migliorare la propria condizione, di crescere professionalmente, culturalmente, economicamente e come cittadini. E non possiamo limitarci a fotografare le trasformazioni, noi dobbiamo guidarle, come è stato detto. Dobbiamo essere il partito che propone alle imprese non solo gli incentivi, ma una visione, non solo risorse, ma un contesto in cui investire, che propone ai lavoratori non solo sussidi e assistenza, ma opportunità di crescita, di rilancio, di emancipazione, che propone possibilità. Dobbiamo far capire a loro che il PD sta con loro, con tutti loro. Ma permettetemi di dirlo con altrettanta forza, ed è il secondo tema che voglio toccare: non costruiremo un nuovo sviluppo senza una nuova idea di formazione, perché non c'è innovazione senza formazione, e senza formazione non c'è libertà. E qui voglio parlare alla nostra comunità politica. La scuola non può diventare esclusivamente l'appendice dei distretti produttivi come vuole la destra, perché è comunque troppo poco. Non può essere ridotta solo a un ingranaggio dell'economia. Non è e non sarà mai solo il luogo dove si impara un mestiere. La scuola per noi è il luogo dove si impara la libertà, prima di tutto. Si impara la relazione, si impara la cooperazione, si impara a esercitare la critica, e dove un ragazzo capisce che ha diritto di sognare e a immaginare il proprio futuro anche se i suoi genitori faticano ad arrivare alla fine del mese.
È il luogo dove si impara a riconoscere le ingiustizie e ad avere gli strumenti per combatterle, e dove un ragazzo può poter trovare ascolto e aiuto per superare le sue difficoltà. E allora io dico ben venga, noi dobbiamo fare una battaglia culturale, quella dell'introduzione della figura dello psicologo in tutte le scuole, perché questo è il luogo in cui può trovare non solo ascolto, ma risposta ai suoi problemi e alle criticità che la nuova generazione non ha paura di manifestare, e questo il Covid ce l'ha insegnato. La scuola è il luogo dove matura il sentirsi cittadini e, ce l'ha detto ieri caro figlio, senza cittadini consapevoli nessuna economia regge, senza pensiero critico non c'è innovazione, senza uguaglianza nelle opportunità non c'è vera crescita. Se vogliamo, e lo vogliamo, un'Italia capace di competere, non possiamo inseguire il modello del lavoro povero, del taglio ai diritti, della scorciatoia facile per pochi, escludendo tutti gli altri, del merito solo per i figli dei medici. Noi scegliamo un'altra strada, quella della qualità, della sostenibilità, della formazione permanente, dell'impresa che innova e rispetta, della scuola che apre le menti e non chiude i destini. Il PD deve essere il partito che tiene insieme ciò che gli altri vogliono dividere: crescita e ingiustizia, impresa e diritti, competitività e solidarietà, il partito che parla alle fragilità, il partito che parla alle energie del Paese. Questo è il nostro compito, costruire l'Italia del futuro, a partire dai territori che il futuro lo hanno sempre anticipato, e farlo con l'orgoglio, con la passione, con la visione che hanno fatto grande la nostra storia. È così che noi ci candidiamo a governare. Grazie.